Buongiorno dal Salaria Sport Village, in programma il recupero tra Orazio e Majorana, partita da dentro fuori per i padroni di casa che devono vincere per accedere alla fase successiva. Gli ospiti invece sono già certi di un posto nelle prime 8. Calcio di punizione per l'Orazio, palla in area di rigore, svetta su tutti Zilu, sblocca il match finalmente nel secondo tempo, 1-0. Calcio di punizione per l'Orazio, parte Zilu, che gol! Ben fatto il portiere, 2-0 ed è doppietta, traiettoria micidiale, imparabile per il portiere. Adesso insiste il Majorana, palla per Pompiglio, al volo, accorcia le distanze col destro, che gol! Rimessa per l'Orazio che insiste sulla sinistra e allora in area di rigore palla a rimorchio per Iacomini, 3-1, tutto da rifare per il Majorana. Prova a gestire il pallone il Majorana, palla indietro per Pranzetti che qua sbaglia il controllo e allora favorisce Iacomini che corre e lotta e poi calcia, non basta la parata del portiere, il pallone si insacca dolcemente, 4-1, Iacomini sull'errore di Pranzetti, 5-1. Ancora l'Orazio che insiste al limite dell'area di rigore, palla per il solitario Galazzo che calcia col destro, piazzato male il portiere che prende gol sul primo palo, 5-1, partita in cassaforte per i padroni di casa. Ed ecco che arriva il triplice fischio, l'Orazio vince per 5-1 e passa alla fase successiva.